Al via l'udienza preliminare, il processo è quello scaturito dalla frana che poco più di 3 anni fa colpì il Palazzo Crea al Viale della Vittoria ad Agrigento. Alcuni sfollati hanno deciso di costituirsi parte civile, lo hanno fatto in particolare l'avvocato penalista Salvatore Pennica con la moglie, il farmacista Paolo Minacori, il gioielliere D'Angelo, il condominio interessato al crollo e un gruppo di inquilini dell'immobile. Hanno chiesto attraverso i loro legali di costituirsi in giudizio contro l'ex sindaco di Palazzo dei Giganti Marco Zambuto, il dirigente dell'ufficio tecnico comunale Giuseppe Principato e i 3 proprietari dei terreni le cui condizioni fatiscenti avrebbero provocato il distacco del costone. Si tratta di Maria Isabella Sollano di 75 anni e dei figli Valentina e Oreste Carmina di 49 e 46 anni. Ma i difensori degli imputati hanno chiesto un termine per esaminare le richieste. Peraltro un'istanza di costituzione deve essere ancora formalizzata. Si tornerà in aula il prossimo 5 giugno. L'udienza preliminare è in corso davanti al giudice Alfonso Malato. L'accusa a carico dei 5 è di disastro colposo. L'ex sindaco Zambuto e il dirigente Principato, secondo il PM Andrea Maggioni, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio, sapevano già 2 anni prima del crollo della grave situazione di pericolo, tanto che avevano messo per iscritto anche un'ordinanza di messa in sicurezza, ma senza preoccuparsi che venisse rispettata. E ai proprietari dei terreni prospicienti il costone del Viale della Vittoria invece viene contestato di non aver adempiuto all'ordinanza emessa dal comune di Agrigento il 5 aprile del 2011 che imponeva loro di eseguire delle opere di manutenzione consistenti nella regimazione delle acque in modo da eliminare il pericolo, così come confermato successivamente da una consulenza tecnica commissionata dalla Procura della Repubblica. Il crollo avvenuto il 5 marzo del 2014 provocò l'evacuazione di una 60ina di abitazioni, oltre che di negozi e attività come quelle di Pennica e Minacori. Il primo, tra l'altro, fu candidato a sindaco rivale di Zambuto, mentre il secondo fu assessore proprio nella giunta guidata dall'ex capo dell'amministrazione di Palazzo dei Giganti.